Una volta ce ne saranno state una cinquantina, forse di più, di botteghe di scalpellini. Gli unici rimasti a Pove siamo noi. Nei dintorni delle cave e in ogni casa, quasi, nei portici, ognuno aveva un piccolo laboratorio. La nostra famiglia ha continuato questa tradizione perché probabilmente ci è stato insegnato un mestiere che, oltre ad essere un lavoro, è diventata una passione. È un mestiere che ti permette di realizzare delle opere che rimangono inalterate nei secoli. Il segreto è stato appunto iniziare, chi dagli 8, chi dai 10 anni, l'estate ragazzi la passavamo qua con la punta e lo scalpello, ci davano un pezzo di marmo, ci dicevano fate quello che volete. Un colpo nelle dita, un colpo nella pietra e così si è imparato a lavorare. Nel momento in cui dalla macchina esce il pezzo sagomato, si passa alla procedura manuale e nessun macchinario tutt'oggi è ancora riuscito a copiare la perfezione della mano.